Auto e moto che tagliano Villa Bonfiglio. È la scelta operata dal sindaco Marco Zambuto d'intesa con il comandante della polizia locale Cosimo Antonica per bypassare il tratto di strada del Viale della Vittoria interdetto al traffico. È quello colpito dalla frana del Costone avvenuta il 5 marzo scorso, che ha provocato ingenti danni materiali con lo sgombero di 65 famiglie e la chiusura forzata di uffici, attività commerciali e professionali. Il punto è di riuscire a non spezzare, diciamo, la circolazione e il traffico del Via della Vittoria, consentire che ci sia un deflusso veicolare. In questo senso si sta mettendo in sicurezza l'area della Villa Bonfiglio, che rimarrebbe l'unica area di transito di traffico veicolare leggero, perché praticamente tutta l'area antistante alla sede stradale viene chiusa anche al traffico pedonale, e per cui stiamo mettendo in sicurezza qua l'area relativa alla Villa Bonfiglio per consentire un percorso veicolare, ripeto, leggero, che consenta che non vi sia, diciamo, un traffico, diciamo, che venga spezzato al Via della Vittoria. Abbiamo istituito un'ordinanza di un senso unico che, a partire dalla parte del ex vigile del fuoco a uscire con direzione verso piazza Cavour e piazza Marconi, un senso unico di marcia per consentire a tutti quei residenti, onde andare a fare il giro di via Giovanni XXIII e incrementare ancora di più il traffico veicolare nella zona alta della città, compreso piazza Rosselli. Questa per noi sembra un'alternativa ottimale.